Benedica a tutti. Nelle giornate passate, il Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, dopo l'intervento invocativo del Commissario dello Stato Carmela Ronica sopra una trentina di articoli della legge finanziaria, invocava l'istituzione di Lauta Corte. Ma ciò che è questo organismo? Sentiamo il suo servizio di Fonso Genchi. Lauta Corte per la Regione Siciliana è un organismo previsto dello Statuto di Autonomia della Regione Siciliana, statuto che è legge costituzionale. L'esistenza di questo organismo giurisdizionale è dovuta alla natura pattizia dello Statuto di Autonomia, un patto tra la Sicilia e l'Italia, unì la prima rinunzia alle sue rivendicazioni di indipendenza e la seconda ci riconosce in autonomia per davvero speciali, come se fosse un vero e proprio Stato federato all'Italia. Luchino rispetto di sto patto aveva essere garantito per mezzo di un organismo imparziale e di fatto l'Auta Corte è un organismo paritetico, ovvero sia i suoi giudici sono nominati per la metà dello Stato italiano e per l'altra metà della Regione Siciliana, a garanzia della imparzialità delle sue sentenze. Ma sopra quali materie aveva a giudicare l'Auta Corte? Questo organismo, come si legge nell'articolo 25 dello Statuto, si avesse a pronunziare per mano sopra la costituzionalità delle leggi emanate dall'Assemblea regionale siciliana e per l'altra mano sopra la costituzionalità rispetto allo Statuto delle leggi emanate dello Stato e se sanno applicare pure in Sicilia o no. Per completare lo quadro, c'è da dire che aggiudica pure sopra gli eventuali reati fatti dallo Presidente e dell'assessore regionale mentre esercitano le sue funzioni. All'Auta Corte possono ricorrere tanto lo Stato italiano quanto la Regione siciliana. Quest'ultima lo può fare per mezzo dello suo presidente. Lo primo, lo Stato italiano, per mezzo di una figura specifica che non esiste in tale regione, manco né chi dia statuto speciale, cioè lo commissario dello Stato. L'Auta Corte funzionò emanando 83 sentenze dal 1948 sino al 1956, dimostrando indipendenza assoluta di giudizio. Quando nel 1956 si costituì la Corte Costituzionale, l'Auta Corte non si poté più convocare legalmente perché 3 giudici di nomina statale, uno di questi il Presidente, furono nominati dello Stato giudici della Corte Costituzionale e si dimessero dell'Auta Corte e di danno lo Stato non provette a nominare più a nudo per sostituirli. La cosa può apparire sciamma, ma forte è lo sospetto che era solo lo primo atto di un vero e proprio disegno dello Stato italiano che si voleva levare di mezzo questo organismo imparziale che assicurava lo rispetto dello patto chiamato Statuto. Si trattò di disegno studiato l'9 di marzo del 1957 che s'attuò. La Corte Costituzionale, con una propria sentenza pendente limpida, anzi scandalosa secondo alcuni, giudicò incostituzionale la norma che istituisce l'Auta Corte. Non la poté abolire, ma si pigliò le sue funzioni e meno chidda di giudicare presidente e assessore. Il presidente regionale di Tanno, Giuseppe Alessi, per protesta si dimesse dicendo che si aveva orvecato viva l'Auta Corte e lo deputato regionale del Partito Comunista, Giuseppe Montalbano, parlò niente meno che di golpe bianco. Poi è sotto l'occhio di tutti che la Corte Costituzionale, con le sue sentenze in merito alle ricorsi tra Stato e Regione siciliana, quasi sempre dà una ragione allo Stato e torto alla Regione, smontando così pezzo a pezzo, con le sue interpretazioni a volte incredibili, l'autonomia siciliana senza praticamente quasi nuda protesta della maggioranza dei politici siciliani che, secondo l'opinione di alcuni, non conoscono buono la materia, ma, secondo altri, è come se avessero fatto un tacito patto con lo Stato. Noi oggi non protestiamo per la mancata attuazione dello Statuto e lo Stato ne lascia instaurare in Sicilia un sistema di consenso di tipo clientelare. Terminiamo questa puntata di Supermondi con il video musicale della canzone Ciuscia del gruppo palermitano Tamona. Perciò curcati in letto rimanga scura che lo
vento di la notte cominciò a giussare. Mi ricordo che mio padre mi diceva, figlio mio non ci pensare, meglio vedere il sole nascere che tramontare. E ci ho corcato in letto prima che scuola, che lo vento di la notte cominciò a giussare. A giussa lo vento di la notte, giussa e si infila su te porte. Giussa lo vento, mense fraschi, quanto spiffere cacci sono da sti finestri, da sti finestri. A giussa lo vento di la notte, giussa e si infila su te porti. Giussa lo vento, mense fraschi, quanto spiffere cacci sono da sti finestri, da sti finestri. Riga tramontare e perciò curca dentro letto prima che scura, lo vento della notte cominciò a ciusciare. E mi ricordo che mio padre mi diceva, figlio mio non ci pensare, meglio vedere il sole nascere che tramontare, perciò curca dentro letto prima che scura. Questo è tutto per questa puntata. Ci vediamo alla prossima. Salutiamo.